Usa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Va ora in onda Tax Girl. Tutto quello che vorreste sapere sulle tasse ma non avete il coraggio di chiedere. Buongiorno e buon sabato mattina, io sono Giorgia Pacione di Bello e questo è Tax Girl, l'appuntamento settimanale di Radio Libertà con il fisco e molto altro. Bene, allora, questa mattina nella prima parte faremo una carrellata e soprattutto vi parlerò di uno studio che è stato fatto dal Censis e Confcommercio sulla fiducia dei consumi delle famiglie, quindi faremo un attimo una panoramica economica e poi nella seconda parte andremo a affrontare un tema, di cui diciamo nel breve saremo, tutti obbligati a, vederci e a doverlo fare, ovvero il 7:30. Ne parleremo con Giuliano, cercheremo di capir le novità e, quindi qualcosa che magari vi può essere anche utile e soprattutto poi le, varie criticità. Bene, allora ma andiamo in ordine e allora io partirei prima dal caffè che Fede mi ha fatto perché per chi ci sta ascoltando, da Milano sa che è una settimana che piove, ci sono 14 gradi, in realtà questo lo vedo dal meteo del computer, non so quanto sia affidabile, ma, direi che è abbastanza affidabile e c'è veramente un tempo uggioso. Ora, ben venga il tempo così piuttosto che i 30 gradi dell'anno scorso, quindi buon caffè a tutti se ci state ascoltando. Questo ero io che lo beveva, ma adesso, partiamo con appunto i dati di Confcommercio. Fede che ridi? Fammi capire. No, adesso, prima di partire, visto che cosa ridi? No, no, è proprio la mia espressione fissa Ah, questa la tua del espressione mattino. fissa. Ah, va bene, va bene. Fede ormai si prende gioco di me. Sapete che Fede mi bullizza in radio live, mi bullizza. Bene Fede, adesso tutti i radioascoltatori lo sanno di questo tuo atteggiamento burlesco nei miei confronti. Va bene, allora, a parte gli scherzi, ehm, partiamo dai dati ovviamente di Confcommercio. Allora, abbiamo un, calo significativo dei prezzi di beni e dei servizi ad alta frequenza di acquisto, quindi quelli che vengono acquistati maggiormente, che sono attualmente al 7,6%, son passati e a febbraio erano al 9%, quindi un calo molto importante. E questo ovviamente è andato a incidere sull'andamento dell'indice del cosiddetto disagio sociale di marzo che è sceso a 16,6%. A marzo, tra l'altro, dice Confcommercio che il mercato del lavoro ha continuato a segnalare moderati, elementi di vivacità, in linea ovviamente con, la ripresa economica che, come sapete, insomma, vi ho anche già raccontato, si sta andando a consolidare. Ovviamente quindi dati positivi, parliamo di il numero di occupati che è in aumento di ben 22.000, unità rispetto al mese precedente e le persone in cerca di lavoro sono diminuite nella stessa, misura. Nello stesso periodo, ovviamente, anche il numero di persone inattive, è risultato però purtroppo invariato. Ovviamente qui c'è tutto il calderone ovviamente uno dice: "Certo, son diminuite le persone che cercano lavoro", è un dato positivo. Dentro queste, fanno però purtroppo, parte anche insomma bisogna anche considerarle almeno anche i cosiddetti NEET, cioè persone che non studiano, non cercano lavoro e ormai sono rassegnate. Aspetto molto importante, se vi ricordate la puntata scorsa avevamo iniziato minimamente a affrontare questo tema, all'interno del nuovo reddito di cittadinanza, perché ci sono delle, misure ad hoc poi anche per chi va ad assumere i lavoratori appunto giovani NEET, ehm, quindi i vari sgravi fiscali, ma questo è un problema insomma, che è abbastanza difficile da risolvere. Ehm, Passiamo quindi al dato sulla disoccupazione che, attualmente è al 7,8%. Dato ancora alto, però insomma, vediamo almeno ci sono dei segnali positivi come il numero, degli occupati. Quindi, buone e cattive notizie, insomma, come avrete potuto, capire, per quanto riguarda i prezzi di beni e servizi ad alta frequenza, come detto c'è stato ovviamente un forte ridimensionamento
Però attenzione, perché la cattiva notizia è che le prime stime di aprile, perché vi ricordo che i dati, voi ce li avete sempre del mese precedente, perché è molto difficile farlo del mese in corso e soprattutto quando sono dati così, sono anche dati che magari guardano al mese di marzo e poi piano piano si vanno ad aggiornare al mese di aprile e così via. Quindi, come detto, forte ridimensionamento, però ad aprile, si sono già segnate una ripresa del tasso di crescita dei prezzi, per questa tipologia soprattutto di beni e servizi. In teoria si parla di un più 8,2% su base, annua. E Confcommercio che cosa appunto dice? Che si vanno a considerare quindi i timori per un, percorso di rientro non del tutto agevole, in considerazione sia delle turbulenze che agitano ancora i mercati, sia alla presenza all'interno, del sistema di residue pregresse tensioni. Di che tensione parliamo? Ovviamente già tutti lo sapete, dell'inflazione, quindi il persistere di un'inflazione su livelli elevati, con i conseguenti effetti ovviamente di potere d'acquisto su, famiglie e imprese in un contesto naturale di riduzione di sostegni va nella direzione di una maggiore selettività degli stessi. Potrebbe limitare, insomma, nei prossimi mesi la capacità ovviamente, di acquisto delle famiglie. Perché? Altro punto che noi avevamo approfondito nelle scorse puntate era il fatto che per il momento molte famiglie, parliamo soprattutto di nuclei familiari, non sentono non risentono molto ancora dell'inflazione. Voi dite: ma come mai c'è stata un'inflazione molto alta per tutto un anno, anche adesso, anche se un po' più bassa, è sempre alta, perché? Perché sono andate a usare i propri risparmi, quindi sono andate a erodere i propri risparmi. Significa che di conseguenza, certo, non è che si va al supermercato e non si vede che per prendere 1 litro di latte si costa di più, però ci se lo poteva ancora permettere. La questione è questa, che adesso, l'inflazione, è comunque molto resistente, come la parola che si usa è resiliente, visto che ormai tutti usano fa molto ridere resiliente tra l'altro. È molto resiliente come fenomeno, quindi continua a rimanere alta, la discesa c'è, ma è molto lenta, e questo ovviamente è negativa perché, veniamo da un anno, di politiche restrittive della banca centrale, che ha continuato a alzare i tassi. Questo ha avuto delle ripercussioni negative sull'economia, prezzi più alti in America, ha messo sotto pressione il sistema bancario, come sapete. Ripercussioni ci sono state anche a livello europeo, pensiamo a Credit Suisse, a Deutsche Bank che anche lì è traballata. Ovviamente sono andati a cioè si sono andati a colpire, il mercato ha colpito quelle situazioni, finanziarie e bancarie che erano già instabili. Quindi Credit Suisse aveva già un passato discutibile, Deutsche Bank, non era proprio, così, solida come si volesse pensare, quindi insomma sono andati a puntare e a scommettere su, già situazioni abbastanza non proprio stabili di loro. Ehm quindi questo che cosa porta? Porta alla fine in un contesto di, forte, tensione e di conseguenza, anche le famiglie alla fine della catena ne vanno a risentire, perché finora hanno usato i loro risparmi, ma i risparmi non è che sono infiniti. Quindi da una parte il governo sta iniziando a togliere alcuni sostegni, pensiamo alle bollette dell'elettricità, no, adesso stanno iniziando per esempio a arrivare le prime bollette dell'elettricità con dentro gli oneri di sistema in un contesto dove sì, certo, il prezzo dell'energia è iniziato un po' a scendere, ma sicuramente non siamo a livelli, 2019, 2020, inizio 2020, e quindi questo comunque è un contesto. L'inflazione continua a rimanere alta, i prezzi continuano a rimanere alti, quindi va bene, ma bisogna anche qui a livello poi governativo iniziare a capire come cercare di calmierare la situazione, perché certo, da una parte è sicuramente vero e non deve essere che bisogna vivere di sussidi o di bonus, una tantum o siamo in realtà il paese dei bonus, quindi sicuramente è vero, ma dall'altra parte bisogna anche capire come controbilanciare il togliere totalmente il sussidi. Quindi è un gioco di, diciamo, trovare il giusto equilibrio che non è così facile da trovare e soprattutto dove tocchi, tocchi ci si creano sempre degli squilibri e una fetta della popolazione o prima o dopo è sempre scontenta, quindi è un gioco veramente molto, delicato. Ma allora vi ho parlato, anche di questo rapporto Censis che in realtà è uscito
Mi sembra ieri, volevo dirvi una cavolata, o ieri o giovedì, però mi sembra di ricordare ieri, di che l'ha fatta appunto Censis e Confcommercio sulla fiducia e i consumi delle famiglie e ci sono dei dati molto interessanti. Io non a caso vi ho fatto questa panoramica e vi ho detto: il risparmio a una certa finisce, cioè non è che è infinito, perché infatti questo rapporto del Censis e di Confcommercio dice proprio che il risparmio si sta esaurendo e il rialzo dei tassi di interesse comprimono le intenzioni di acquisto, perché se fino a prima uno aveva i soldi, nonostante i tassi continuassero a alzarsi, quindi il costo del denaro, eccetera, eccetera, continuava a comprare. Adesso che piano piano il mio risparmio si sta erodendo, i tassi continuano a rimanere alti, io ovviamente vado a comprare sempre di meno. E infatti questo che cosa può causare? Secondo il report c'è il rischio di rallentare la ripresa, nonostante in realtà ci sia una fiducia molto alta delle imprese e delle famiglie. E proprio per questo si dice che il governo deve assolutamente accelerare le riforme e in particolare pone il focus su quella fiscale e sul cercare di utilizzare in modo magari più intelligente e strategico le risorse del PNRR. E quindi perché questi 2 punti sono fondamentali? Quindi, accelerare le riforme e magari cerchiamo di usare in qualche modo i fondi del PNRR, perché nel 2022 a prezzi costanti, si può dire che non c'è stato nessun tipo di recupero, né in termini di reddito disponibile pro capite, né tantomeno, rispetto a quello al reddito quindi che magari si aveva anni e anni fa, quindi parliamo del, 2007. Addirittura quindi dice siamo in una situazione di stallo nel 2022. Ma non solo, perché non solo a prezzi costanti non c'è stata una ripresa, ma siamo addirittura sotto di 150 € in termini reali rispetto al 1955, quindi quasi a 30 anni fa. Quindi non solo nel 2022 a prezzi costanti, diciamo questa situazione di pseudo stallo, ma addirittura piano piano ci siamo impoveriti sempre di più rispetto a 30 anni fa, che in teoria la logica vorrebbe vedere l'opposto, no? Non di certo, così. E infatti loro dicono nel report: "30 anni di bassa crescita, si sentono nelle nostre tasche e nei temi di disagio sociale e crescita della povertà assoluta". E collegato al tema della sicu inoltre questo è collegato al tema della sicurezza del posto del lavoro. L'impoverimento del reddito reale determina anche un atteggiamento di scarsa propensione a fare i figli. Perché, ovviamente poi in tutto questo calderone del, cerchiamo di incentivare la natalità e tutto, ovviamente la questione del reddito, del fatto che siamo sempre più poveri, rispetto qui ovviamente ha fatto proprio il calcolo a 30 anni fa, non influisce in modo, positivo. E come lo si capisce che diciamo siamo più poveri rispetto agli anni passati? Un punto che loro hanno analizzato sono per esempio le vacanze. Vacanze estive 2023. E il focus era: come si comporterà la vostra famiglia in relazione alle ferie estive del 2023. Allora, nell'aprile 2020 non andremo in vacanza era il 29%, nell'aprile 2023 è aumentato, non andremo in vacanza per il quasi 34%. Ehm, Nell'aprile 2020 questo dato in realtà è un po' in contraddizione, però poi lo spiegheremo. Aprile 2020 andremo in vacanza il 17%, aprile 2023 andremo in vacanza il, 28, per cento. Cioè a dire che su questo dato del 2023 incide anche molto il periodo, Covid, e quindi pandemia, quindi restrizione, eccetera, che anche voi ve ne sareste accorti, nell'ultimo anno c'è sempre più questa voglia di evadere, di uscire, magari di fare anche gita fuori porta di un giorno e quindi ovviamente questo va a incentivare sempre di più il cercare di uscire insomma dalla propria dalla propria casa. Altro dato: aprile 2022, nell'incertezza non abbiamo fatto programmi, il 50%, nel 2023 anche qui il dato nell'incertezza non abbiamo fatto i programmi rimane molto alto perché è il, 40%. Altro aspetto, molto spesso si dice: "Vabbè, ma in questa società qual è la categoria che viene più penalizzata?" E allora, hanno fatto questa domanda a dei giovani e quindi tra i 18 e i 35 anni e a persone diciamo, chiamiamole così, meno giovani, più anziane, dai 65 anni in su. Allora, i più giovani hanno detto che i più
penalizzati sono ovviamente i giovani nel 58% dei casi e in realtà gli anziani solo nel 3%. Stessa domanda alla popolazione di over 60 e in realtà hanno risposto che effettivamente anche secondo loro i giovani sono più penalizzati, addirittura di più, perché i giovani hanno detto: "Noi siamo penalizzati secondo noi per il 58%, secondo gli anziani addirittura il 65%", però alzano anche la percentuale della loro stessa categoria, nel senso che loro dicono: "Anche noi in effetti non è che siamo proprio così tanto, diciamo incentivati a livello governativo per un 16%". Questione natalità e questione figli, insomma anche qui, uno dice: "Ma come mai gli italiani non fanno figli?" Allora, e qui i punti focali sono stati 3. Questa cosa è stata chiesta ovviamente alla fascia di giovani che poi è quella, diciamo, interessata da il fare figli e alla fascia, chiamiamola così, dei nonni. Allora, quindi sia i giovani che i maturi indicano nei giovani, i soggetti complessivamente più svantaggiati sotto il profilo economico e occupazionale, quindi qui ritorna ovviamente la questione economica. I punti focali su cui hanno risposto del perché non facciamo figli sono: i giovani hanno difficoltà a trovare un'occupazione stabile, le donne con figli sono penalizzate nel far carriera e poi i giovani non hanno fiducia nel futuro né investono in relazioni, sociali, stabili. Quindi tutti questi 3 punti sono in realtà 3 risposte alla domanda principale del come mai in Italia si fanno sempre meno figli, e il tutto ovviamente legato molto fortemente a una condizione economica precaria e soprattutto anche a questa cosa che c'è ancora soprattutto forte nella nostra società, che se sei una donna con figli tendenzialmente ti vedi le porte della carriera, chiuse, perché non si è ben capito la dinamica, ma tendenzialmente purtroppo in Italia funziona ancora così. Ehm, Dati comunque che lasciano molto, sconcertati, soprattutto se pensate alla questione, donne e figli. Si continuano a dare in Italia ci sono, se pensate anche qui, una serie di bonus, non bonus, bonus bebè, bonus nascite, vabbè lasciam perdere perché sarebbe come sparare sulla Croce Rossa e elencare tutti questi bonus, ma, non si pensa mai, e io non ho ancora incontrato una politica che pensa a cercare di cambiare la società, cercando di innestare un cambiamento a livello proprio sociale, no, penso al welfare. Ci sono pochissime aziende italiane, anzi non so se ci sono, ma forse qualche realtà sì, ma più all'estero, io ho sentito questa cosa, che, hanno dei a livello di welfare, un occhio di riguardo verso questa tipo di verso le donne con figli. Parlo per esempio del fatto di avere l'asilo sotto l'azienda, ma l'asilo è dell'azienda, quindi tu arrivi, lasci il bambino lì e vai sopra a lavorare senza nessun tipo di problemi. Capisco che non si possono imporre alle aziende questo tipo di scelte, però si potrebbero, diciamo, indirizzarlo e incoraggiarle, no, come si vanno a incoraggiare le persone a cercare, viene da dire, il posto di lavoro, assumere persone che non hanno lavoro, si potrebbe anche incoraggiare o dare comunque degli sgravi fiscali, la lancio lì, alle aziende che magari hanno un occhio di riguardo, investono per esempio in politiche welfare di questo genere, per cercare poi di andare a stratificare una mentalità e un modo di fare che nel lungo periodo, perché ovviamente queste poi sono scelte che hanno ripercussioni nel lungo periodo, ai noi, però nel lungo periodo insomma possono essere poi strumenti positivi e cambiare anche determinate dinamiche e anche ovviamente il dire il perché in Italia non si fanno più figli. Bene, allora, io direi che mi fermo qui con questa prima parte, adesso mandiamo alla pubblicità una canzone e dopo nella seconda parte continueremo, perché insomma il tempo ormai qui è finito della prima parte, con, Giuliano e le novità e insomma cosa aspettarci del nuovo 7:30. Tutte le domeniche, dalle 8 alle 10, la rassegna stampa del giorno e alcuni dei fatti principali della settimana che si è appena conclusa, con ospiti e telefonate in diretta. La domenica mattina non perdere contatto con la realtà su Radio Libertà, senza filtri né censure.
Bene, allora eccoci di nuovo in onda. Io sono Giorgia Paccione di Bello e questo è Tax Girl. Allora, nella prima parte abbiamo fatto un attimo una panoramica su determinate problematiche dell'economia italiana, vi ho detto insomma alcuni dati sulle le risposte del perché in Italia si fanno meno figli, a livello di vacanza, insomma, com'è la situazione, alcuni dati all'apparenza contraddittori, ma che in realtà si spiegano con ovviamente l'uscita dalla pandemia. E in questa seconda parte, come vi avevo detto, munitevi di carta, penna, non lo so cos'altro. Volevo dire un'altra cosa, ma calama e niente, stamattina va così. Fede, ma tu sai, io e te, ma non sappiamo manco cosa sia. Cioè siamo, guarda, scusatelo, perdonatelo. Chiedi scusa, Fede, chiedi scusa agli ascoltatori. Scusate. Vabbè, niente, stamattina va così. È colpa del meteo comunque. Qua a Milano il meteo ci sta destabilizzando in maniera imbarazzante. Allora, visto che appunto avevo detto che, parleremo di 7:30, lo faremo ovviamente se non con chi? Con l'unico, inimitabile, Giuliano Mandolesi. Applauso, non c'è la cosa di poter mettere gli applausi? Buongiorno a tutti. Inimitabile mi sembra un po' troppo, un saluto a chi ci ascolta sempre. No, sai perché? Perché ho scoperto questa mattina che, diciamolo a tutti, che Giuliano, ha fatto un'audizione in commissione finanze, alla Camera, non vorrei dire una cavolata, questa settimana proprio sulla, riforma fiscale e, mi è stato detto che in realtà sei stato mandato live anche in radio, per quello che adesso siamo con un VIP come ospite. E quindi se chi l'ha ascoltato insomma, si è fatto un po' un'idea della nuova riforma fiscale, di quali sono diciamo i punti principali e molto altro. Tra l'altro vi invito, se l'avete perso, a riascoltare l'audizione perché nella prima parte c'era anche un professore della LUISS, che anch'io avevo sentito e lui è molto chiaro, molto preciso nell'esposizione, quindi vi può insomma se l'ascoltate capirete ancora meglio, diciamo, la cornice entro il quale poi si muove la riforma del fisco. Ma, a parte ciò, parliamo appunto di 7:30. Allora, prima di entrare nel merito e di farci capire insomma anche la tua opinione, sul 7:30, precompilato o precomplicato, partiamo dalle novità. Quindi in realtà ci sono alcune piccole novità che come ogni anno l'agenzia ci tiene a inserire dentro per tenerci vivi e attivi su questa questione, per esempio l'indicazione, messo in chiaro sulla detraibilità, l'implementazione, non so, spese sanitarie. Ecco, diciamo che però lascio a te la parola che hai anche scritto un articolo su questo, su Italia Oggi e soprattutto, essendo un commercialista ne sai molto più di me. Allora, grazie Giorgia. Le novità del precompilato sono tante. La prima l'hai detta tu, l'ho scoperta quasi per caso andando a vedere poi quelle che sono le spese sanitarie. Sappiamo che c'è un'indicazione sempre più ampia di oneri, poi la commenteremo perché insomma l'indicazione è sulle spalle di imprese e professionisti, però questo è un altro discorso. Intanto i contribuenti quest'anno si trovano tutta la lista delle spese sanitarie, non solo con l'indicazione se il pagamento è tracciato o meno, che ricordiamolo è uno dei vincoli per portare in detrazione le spese dal 2020, vincolo che però non c'è per determinate spese sanitarie come l'acquisto di farmaci e tutti i pagamenti fatti a strutture convenzionate col Servizio Sanitario Nazionale. Comunque sia, oltre al dettaglio sul pagamento tracciato o no, c'è anche l'indicazione se la spesa è detraibile totalmente o parzialmente. Questo può essere molto utile, Sì. soprattutto sui scontrini della farmacia, dove magari c'è chi non espone la parte detraibile e magari in fase di acquisto si vanno a comprare anche parafarmaci o altri beni in farmacia che invece non hanno la possibilità di avere la detraibilità fiscale. Quindi questa è un'indicazione abbastanza importante che facilita la vita in fase di compilazione. Giuliano, ti L'altra posso novità, interrompere un attimo su questo aspetto qui, poi dopo ti rilascio la parola, perché in realtà è una questione che siccome, su tutti gli anni mi scontro su questa cosa e volevo chiedere ovviamente a te, magari sicuramente serve anche ai nostri ascoltatori, la questione raccogliere gli scontrini.
Sai che insomma fino a diversi anni fa uno diceva: "Mi, raccolgo tutto l'anno, i vari scontrini", tendenzialmente uno fa la copia perché dopo un po' non si legge niente, e li conservo perché se poi io dovessi andare a modificare qualcosa sul 730, c'è sempre la possibilità che insomma l'Agenzia delle Entrate mi bussi alla porta e mi chiede: "Come mai hai inserito 5 € di farmaco", ovviamente sto esagerando, però in detrazione, e mi chiede il resoconto di quelle di tutte le altre spese. Ti volevo chiedere, è utile e necessario conservare ancora gli scontrini di carta oppure, possiamo dire non serve più perché insomma ci sono altre soluzioni? Allora, questa è una cosa molto importante da dire. Non esiste una norma che consente di buttare gli scontrini o di buttare tutti i documenti probatori. Si arriva al fatto che gli scontrini si possono non conservare più per un'indiretta via, ovvero chi utilizza il precompilato, se lo accetta integralmente o se fa modifiche, deve mantenere solamente i dati oggetto di modifica. Cioè, faccio un esempio, Mh-mh. se io mi accorgo di avere un monte spese sanitarie di 100 €, ma non è stata comunicata una fattura da 20 € al sistema Agenzia delle Entrate, che però io ho e so di aver pagato con modalità tracciate, io posso modificare il precompilato, aggiungere questa fattura e questa è l'unica fattura che può essere oggetta di controllo. Okay. Tutte le altre spese, essendo comunicate, non possono essere oggetto di controllo, quindi indirettamente posso non conservarle. Okay, quindi Quindi questo è questo è il molto concetto. importante. Ma Okay. questa cosa vale solo ed esclusivamente per chi utilizza il precompilato, Mh. perché chi ad esempio fa il 730 tramite sostituto in azienda, lo fa tramite CAF non precompilato, che spese le deve comunque conservare. Tolto che poi l'Agenzia delle Entrate, avendo comunque il dato comunicato da parte degli operatori, va a fare un controllo solamente se c'è una differenza rilevante. Enorme, certo, da 100 a Quindi 500, se siamo da 100 esatto. a 150 non è che si mette lì a spulciare Però proprio. io conservo le mie spese e consiglio sempre a chi presenta il 730 anche precompilato di conservarle e soprattutto di stamparsi il dettaglio analitico del precompilato con tutte quante le spese comunicate, almeno c'è anche un riscontro sul dato in possesso dell'Agenzia delle Entrate. Okay, no, ecco, questo era un aspetto fondamentale perché insomma cioè c'è chi dice: "Vabbè, ma tanto c'è tutto nel tuo cassetto fiscale, puoi andare a ripescare le varie spese, lì", però ecco è importante anche dire: se io ho una fattura, del dentista che non è stata messa, la voglio mettere e poi dopo mi si chiederà appunto di provare soltanto quella fattura, non tutte le altre che l'agenzia ha messo. Questo è un aspetto secondo me interessante. Va bene, okay, andiamo avanti con le novità però. Allora, le altre novità riguardano l'implementazione del sistema di alert, che in realtà è la messaggistica del precompilato Mh? appena si accede, in cui l'agenzia, devo dire, è una cosa molto utile, segnala ai contribuenti un tot di situazioni che li possono riguardare, ad esempio se si hanno canoni di locazione di mettere l'aggiornamento Istat, piuttosto che se si hanno polizze assicurative, sanitarie, se ci sono dei rimborsi relativi a anni precedenti comunicati nell'anno, se ad esempio ci sono crediti pregressi da inserire o confermare. Quindi diciamo c'è una Mh. compilazione assistita che dovrebbe riguardare anche tutti gli altri oneri detraibili e deducibili, è una modalità presente sul precompilato da quest'anno, io sinceramente non l'ho ancora provata, quindi non so se funzioni o meno. E l'altra grande novità invece riguarda i controlli, Mh. ma va a impattare principalmente sull'attività dei CAF che da quest'anno, se utilizzano il precompilato dei contribuenti, in caso di accettazione integrale anche loro non subiscono i controlli, perché c'è la discrasia del sistema che se si fa il 730 tramite CAF i controlli non li subisce il contribuente ma li subisce il CAF, Mh. e a cui poi spettano pure le sanzioni. Quindi questa insomma è una delle particolarità tutte italiane. Sotto questo anche i CAF hanno questa tipologia di esenzione dai controlli e addirittura se effettuano modifiche sul 730 riguardano le spese sanitarie, anche per loro vale il concetto che si verificano solamente i documenti variati, ma questo solo per le spese sanitarie. Invece i CAF per tutte le altre spese, se vanno a toccare un qualcosa, devono mantenere tutti i documenti probatori perché sono oggetto di verifica. Quindi queste sono le grandi novità di quest'anno del 730.
Ma, ti volevo chiedere una cosa sulla la seconda novità mi pare che hai detto, cioè sul fatto che tu non hai ancora hai avuto la possibilità di provarlo, però volevo capire se ho capito bene. Cioè nel senso che in teoria se io apro il mio 730, che tra l'altro è già disponibile, io in tutte le sezioni ho una sorta di guida online che mi dice, il cosa fare, cosa attenzione a questo, ho capito bene? In teoria dovrebbe essere così? Ci dovrebbe essere una sorta di modalità accompagnata per la compilazione. Ah, interessante. Beh, direi Tipo che una sorta di wizard che aiuta a compilare il 730, perché ricordiamo che il 730, benché sia la dichiarazione definibile come base del nostro sistema, è purtroppo ancora oggi molto molto complessa. sì, è molto complessa, per esempio anche, non so, chi ha fatto delle ristrutturazioni in casa, quei dati lì non è che vengono inseriti automaticamente, soprattutto se ne hai fatte diverse, c'è il rischio cioè non è così semplice capire dove metterle, l'importo da mettere, insomma e quindi alla fine ti devi sempre affidare a un CAF, comunque a un professionista che commercialista che ti dà una mano e cerca che sicuramente sa dove inserire queste spese. No, tra Quindi l'altro proprio sì. su questo mi hai fatto ricordare una cosa importante, che tra gli alert, quelli della Mh-mh. messaggistica di cui parlavamo prima, c'è anche l'aspetto che va ad avvertire sulla remissione in bonus delle comunicazioni delle spese per gli interventi condominiali, perché sappiamo benissimo che c'è stata la possibilità di cessione di queste spese, Mh. poi mandata in proroga la comunicazione post 31 marzo con la remissione in bonus. Alcuni condomini hanno comunicato la cessione delle spese 2022 dopo il 31 marzo. L'Agenzia delle Entrate segnala in questi casi che probabilmente ha precaricato le spese Mh. condominiali e vanno tolte Ah, cioè nel senso se perché è stata l'amministratore del ceduta. ma questo è se l'amministratore del condominio non ha comunicato entro il 31 marzo, giusto? Non ha fatto in tempo o Guardi, altro. l'amministratore ha in prima battuta comunicato l'aspettanza delle detrazioni ai condomini, Sì? poi è venuta la cessione del credito a terzi, Mh-mh. quindi la detrazione non spettava più ai condomini, però oramai l'adempimento era fatto. Okay, ho Quindi capito. l'Agenzia delle Entrate segnala: attenzione, a noi è arrivato questo adempimento. Se c'è stata la cessione del credito subito dopo, togliete la detrazione perché non vi spetta. Quindi questa è una cosa molto importante, una casistica probabilmente ridotta, ma a qualcuno è capitato, tanto che l'agenzia ha dovuto esporre questa cosa, significa che c'è una rilevanza. No, esatto, diciamo che questi gadget sono molto interessanti, ancora di più e soprattutto maggiormente utili se, effettivamente, come tu hai detto che insomma poi andremo a verificare, all'interno del 730 passo per passo c'è appunto adesso dico la graffettina, no, c'era la graffettina un tempo cos'era, non mi ricordo di quale strumento, di Excel. La graffettina di che cos'era? Quella lì che ballava? Penso di Excel, sì, Excel? di Office, sì. Office, esatto, e una graffettina o comunque un qualsiasi altro strumento che, insomma, ti va a dire: "Attenzione perché qui" non so, dove dovevi inserire, le spese per, il superbonus o qualunque altra cosa, ristrutturazione, se è successo questa cosa, se hai ceduto il credito toglilo. Così sarebbe ancora più utile, perché all'inizio vedersi una sbobinata di alert, sì okay, però sai uno prende atto, ma il punto è quando ti vedi davanti la parte del 730 riguardante quello, che tu lì mi dovresti mettere l'alert, perché non essendo un professionista tipicamente, quando uno apre il 730 se tu me lo metti all'inizio dico: "Sì, okay, grazie", ma me ne faccio un po' ben poco. Quindi vabbè, staremo a vedere, magari in realtà quest'anno, potrebbe essere ancora più accompagnato, mettiamolo così, rispetto agli anni passati. Ma, proprio su questa questione del 730 più accompagnato, meno rispetto agli anni passati, che io volevo chiedere a te, che ovviamente sei un commercialista e sicuramente adesso inizierai o hai già iniziato, con tutta la manfrina ovviamente delle varie spese fiscali, eccetera. Ehm, insomma, il che cosa ne pensi di questo 730 online e soprattutto che cosa secondo te non va in questo 730 online che tutti dicono è precompilato, è già, preincartato, insomma c'è solo da dire okay. Guarda, Giorgello ha detto in maniera molto chiara in audizione anche, perché era una cosa che avevo dentro e devo dire per forza: questi non sono precompilati. Questi sono esercizi d'arroganza fiscale che il legislatore ha voluto imporre ai contribuenti, tanto che
per precompilare il 730 sono stati inseriti oltre 20 adempimenti a carico di imprese e professionisti che ne sopportano, come dicevo prima, il costo e gli oneri gestori. Cioè i medici devono impiegare il loro tempo per andare a individuare tutte le fatture, contabilizzarle, vedere i pagamenti e poi inviarlo al portale tessera sanitaria. Così gli asili nido, le imprese funebri, e potrei continuare, le imprese d'assicurazione, previdenza complementare, insomma tutte le spese che noi ci troviamo lì indicate, dietro c'è un povero soggetto che le deve inviare all'Agenzia delle Entrate con anche magari invii frazionati, perché i medici ne hanno 2 all'anno e il legislatore vorrebbe che ne avessero 12 l'anno, cioè mensilizzarla addirittura. In poche parole, noi stiamo riempendo di adempimenti il sistema per permettere a pochi, perché poi sono ancora molto pochi, di utilizzare questa funzione. Cioè, se andiamo a vedere i numeri, il precompilato inizia nel 2015, ad oggi abbiamo, se non sbaglio, 2 contribuenti su 10 che utilizzano il precompilato e un contribuente su 20 della mole di soggetti che presenta il 730, che sono quasi, se non sbaglio, 23 milioni di comuni di 730 l'anno, solo un soggetto su 20 che riesce a accettarlo integralmente. E poi bisognerebbe andare a vedere anche perché quel soggetto l'ha accettato integralmente, cioè se l'ha fatto perché era completo o se l'ha fatto perché voleva evitare i controlli. Esatto. Quindi parliamo di uno strumento che non è mai decollato, è stato imposto e viaggia su un principio completamente sbagliato. Cioè il precompilato dovrebbe essere la fine di un processo di totale semplificazione del sistema, e un qualcosa che avviene naturalmente, cioè tanto il sistema è semplice che io ti permetto di fruire di un automatismo, non il contrario, che il sistema è complesso e io ci butto dentro una dichiarazione coinvolgendo 50 soggetti, tanto che Soggei ha fatto anche anni fa i calcoli e li sono andati a vedere, sono più le comunicazioni inviate dai soggetti obbligati all'invio dei dati per il precompilato dei soggetti che usano il precompilato. Cioè, capisci la discrasia di tutto ciò, la follia del sistema. Quindi per questo dico che non è un precompilato e paradossalmente, se volessimo fare un vero step di semplificazione, togliendo il precompilato, noi annulleremo 20 adempimenti. Cioè, per capire questo, cioè questo fa capire come insomma è un qualcosa di diverso da un automatismo, da una semplificazione. Sì, tra l'altro mentre tu parlavi, mi è venuto in mente che diversi anni fa lessi che mi pare in Giappone questa cosa la fanno. Lì hanno un sistema fiscale che in realtà ti manda direttamente per posta il tuo 730, ma lì non è precompilato, lì è compilato. Cioè nel senso che lo inviano ai contribuenti per revisione, ma in realtà è ci son già dentro tutti i dati e in realtà poi loro, vabbè, non so cosa fanno, se lo firmano, lo sottoscrivono. Comunque in realtà in Giappone non è precompilato, in realtà è compilato integralmente perché loro hanno già accesso a tutti i dati. Forse bisognerebbe un attimo capire come lavora l'Agenzia delle Entrate giapponese, mi viene da dire, per riuscire a capire come svilupparlo anche da noi, perché se lo fanno, all'estero vorrei dire che si può sicuramente fare, magari in maniera più intelligente soprattutto e senza riempire di adempimenti, i soggetti comunque come medici dicevi, e tutti insomma quelli che stanno assicurazioni e stanno intorno. Bisognerà vedere se con la riforma fiscale si riuscirà effettivamente a semplificare il sistema fiscale, quindi poi aggiungere alla fine, no, nella coda finale a un 730 più snello anche per i contribuenti. Le basi ora, confermami tu, non sono così negative del testo della delega, poi dalle parole ai fatti, insomma, c'è sempre il mare in mezzo, però nel senso non è così, negativa come presupposti. No, la delega è un documento veramente completo e devo dire fa anche male leggerlo, perché in realtà va analiticamente a individuare tutti i problemi del nostro fisco e sono veramente tanti, però dall'altro lato abbiamo finalmente qualcuno che li va a sviscerare uno a uno trovando più o meno una soluzione per tutto. Secondo me, e ripeto, l'ho detto anche in audizione, questa revisione del sistema riuscirà anche finalmente a semplificare i precompilati, perché si parla sempre della revisione delle tax expenditures, che sono veramente molte,
sono alcune veramente molto particolari, cioè c'è la detrazione delle spese per il massaggiatore capo bagnino degli istituti idroterapici, cioè parliamo di veramente un mare magnum che si può tranquillamente tagliare. E la partita del governo in quel caso si gioca proprio su questo relativamente all'IRPEF, cioè io vado a tagliare le tax expenditures o a revisionarle, in quel momento ho un chiaro aumento e quantificato della pressione fiscale che va ribaltato per abbassarla e per semplificare il sistema. In questa fase diventa tutto difficile, sperando che poi le cose vengano fatte bene, ma non ho dubbi che Certo. poi sia così, che sarà così. Senti, l'ultima cosa che ti volevo chiedere, ci dici entro quando bisogna consegnare il 730? Allora, il 730 è inviabile dall'11 maggio, visionabile dal 2 maggio e il tempo di consegna è veramente lungo, è fino al 30 settembre, che se non sbaglio è domenica o sabato, quindi dovrebbe Ottobre. essere anche il 2 ottobre. Quindi il tempo è lungo, si possono fare tutte le verifiche del caso, però è importante dire che chi prima presenta il 730, chi prima invia il precompilato, prima avrà il rimborso se il 730 finisce a credito. In caso invece dovesse finire a debito, prima ha la possibilità di dilazionare il suo debito sui mesi prossimi. Quindi va bene prendersi il proprio tempo, ma con cognizione, perché poi presentarlo oggi o il 30 settembre può fare molta differenza. Ecco, allora questo è un'ultima cosa che insomma da segnarsi anche per capire bene il da farsi. Allora, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata, direi di grazie soprattutto Giuliano per averci, insomma detto aspetti interessanti e, punti fermi su 730 da tenere, presente, visto che insomma siamo già nel mezzo della stagione delle tasse, quindi grazie ancora di essere stato con noi questa mattina. Grazie a voi, è sempre un piacere. E allora io volevo, chiudere questa puntata con la perla del giorno, no, la perla del giorno ci arriva da, questo ascoltatore, non si firma per cui non posso insomma citarlo, non per motivi ma non si è firmato, ed è la seguente: "Gli italiani non fanno figli? Semplicemente usano troppi preservativi". Ora, detto questo, welcome to Medioevo e vi lascio con quest'altra mia perla. Buon sabato, buona domenica e noi ci vediamo e sentiamo la prossima settimana. Avete ascoltato Tax Girl.